Tutto pronto per la sesta corsa, una bella prova per anziani di categoria D e C, 1660 metri da percorrere, sono in 10 dietro le ali dell'autostart, in una prova decisamente equilibrata e qualitativa. Macchina che si muove, il numero 1 Diva Indal, Lorenzo Besana, 2 Bandito Ben, Roberto Vecchione, 3 Flash Call, Antonio Di Nardo, 4 Freya SL, Pietro Gubellini, 5 Figo Step, Giuseppe Ferrante, 6 Ethan, Simone Levakovic. In seconda fila 7 City Lux, Riccardo Pezzatini, 8 Discovery Mail, Alessandro Dettoris, 9 Danger B, Manuel Pistone, 10 Diamond Francis, Andrea Farolfi. Macchina prende velocità. Partiti. È veloce Freya SL che prende l'iniziativa dal centro del cuneo, o almeno prova a farlo, perché di dentro c'è Diva Indal che sembra intenzionata a correre davanti, e così Diva Indal rientra a Freya SL. City Lux filtra bene dalla seconda fila, punta in avanti Figo Step che va allo scoperto dopo 200 metri iniziali passati in 14. Diva Indal al comando, arriva subito Diamond Francis che aggira Figo Step, si porta allo scoperto a lato di City Lux e punta su Diva Indal. 400 metri iniziali in 28,3 da parte di Diva Indal che ha al suo esterno Diamond Francis, poi City Lux, quindi ancora Figo Step che è preceduto da Discovery Mail. Poi Flash Call, Freya SL, 600 iniziali in 42,8 con al comando Cavallo Diva Indal nei confronti di Diamond Francis al suo esterno e City Lux in corda. Quindi Discovery Mail, Freya SL, Flash Call, Ethan. Poi Bandito Ben cerca di mettersi in moto dalla coda, Danger B. 28,6 anche il secondo quarto di gara, si va tutta Diva Indal e Diamond Francis alle prese ormai da 600 metri buoni, 1:11,6 il primo chilometro e Diva Indal prova la difesa, Diamond Francis che attacca ancora con decisione, si muove sulle loro tracce City Lux, poi Discovery Mail, la retirerà in 14,7, 1:26, 1.200, Diamond Francis ha sopravanzato Diva Indal che prova una strenua difesa, si avvicina a fari spenti City Lux, poi anche Freya SL che avanza da dietro quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo e Diamond Francis ha sopravanzato Diva Indal che non si è ancora data per vinta, scatta City Lux a centropista, Diamond in vantaggio, lo scatto di City Lux. City Lux vince nettamente su Diamond Francis, al terzo Diva Indal 1:55,8, 1:12 City Lux. Riccardo Pezzatini, guidatore, allenatore e proprietario del figlio di Wishing Stone, che gode del duello tra Diva Indal e Diamond Francis, sprinta nel finale, vince nettamente City Lux e Riccardo Pezzatini, il numero 7 al primo posto, il 10 di Diamond Francis al secondo, l'1 di Diva Indal al terzo. Questa è la trio della sesta corsa dall'Arcoveggio.